Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A voi la linea. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori presenti e futuri, perché poi noi mettiamo sui social tutte queste cose bellissime. Intanto devo sempre fare un grande ringraziamento e dimostrare un grande entusiasmo per questa radio che ci concede uno spazio gratuito tutte le settimane, una radio che è testimonianza dell'impegno per la libertà. Scusate, perché la libertà è una pratica difficile e che porta fatica e che si deve fare tutti i giorni. Quindi questa è una radio che aumenta la nostra libertà perché dà spazio un po' a tutte le voci. Che cos'è Umanitaria Padana Onlus? La frase su cui si basa è: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, costruiamo insieme la pace. Nasce da una frase di San Giovanni Paolo II: costruire condizioni concrete di pace per quanto concerne i migranti e i rifugiati significa impegnarsi seriamente a salvaguardare anzitutto il diritto a non immigrare, a vivere cioè in pace e dignità nella propria patria. È un'associazione che svolge molti interventi, guerrieri per la pace, in favore dei popoli colpiti dai conflitti, SOS cristiani, perché molto spesso sono discriminati, quindi abbiamo fatto interventi in Pakistan, in vari territori, macro progetto di cooperazione internazionale per i popoli colpiti da calamità, per esempio ce n'è uno in Siria, il pronto intervento nelle missioni, adotta un papà, e qui è un macro progetto per la promozione di imprese artigiane e lavoro nei paesi in via di sviluppo. Ma trovate tutto sul sito, trovate delle belle foto, delle belle testimonianze, perché dietro le parole ci sono delle immagini. Oggi però abbiamo un ospite importante. Oggi vogliamo prendere spunto da un evento di cronaca, l'evento di Milano, e parlare dell'integrazione, parlare dell'Islam in generale, ma parlare delle persone che vivono, che provengono dai paesi del Nord Africa o dai paesi dove c'è un'altra religione. È un fenomeno molto complesso, è un fenomeno che noi rischiamo di vivere con gli occhi bendati, nella lunga marcia per la pace, vivere con gli occhi bendati si rischia di... È un fenomeno, ripeto, difficile, perché è sbagliatissimo considerare la comunità musulmana come un'unica comunità, perché è estremamente divisa, estremamente diversa. È sbagliatissimo dire che la moschea è il centro di tutto, è l'unico luogo. È sbagliatissimo pensare che ci sia la clericalizzazione, cioè pensare che l'imam sia equiparabile ai nostri vescovi. È sbagliatissimo pensare che tutti i musulmani vadano in moschea, perché mi sembra che ci vada non più del 10%, probabilmente come i cattolici. Ne parliamo con Suad Sbai, che è una grande sostenitrice di lotte di libertà, è stata deputata per Forza Italia, è stata un agente politico, ma soprattutto nasce da un percorso di lotta e di difesa dei diritti delle donne. Suad, buongiorno, benvenuta in questa radio, grazie della tua partecipazione. Buongiorno, grazie dell'invito. Io non ero in Forza Italia, ero in PDL. Ah, scusami. Sì. Ecco, grazie dell'invito, veramente. Ecco, Suad, parlaci un po' di te, delle tue battaglie, perché all'inizio ci siamo visti parecchie volte in queste tue battaglie che hai pagato anche personalmente molto pesantemente per i diritti delle donne. Beh, di me, oddio, a battaglia, io sono venuta in Italia per tutt'altro, sono venuta per studio, e finiti gli studi
diciamo, mi sono trovata comunque una comunità. Cominciamo a dire, tu sei nata dove, Suad? Perché così Io sono mi nata dimentico. in Marocco. Bene. Sono nata nel Nord Africa, sono del Marocco e sono arrivata in Italia per studio, poi sono sposata e tutto, i figli, eccetera, eccetera, e poi ho continuato i miei studi e dottorato in diritto comparato e poi volevo fare, ecco, ricerca più che altro, continuare a fare ricerca e invece mi sono trovata in una nuova comunità che si stava allargando, l'arrivo negli anni diciamo 90, c'era una nuova ondata di immigrazione, quella prima era tutta diciamo per studi o imprenditoria, era un'altra immigrazione, invece negli anni 90 c'è stata un'avanzata molto forte del mondo rurale, dei paesi più sperduti anche del Marocco, delle volte la maggior parte di loro non conoscevano neanche la lingua araba né scritta, c'era un 80% di analfabetismo proprio di base e hanno cominciato a contattarmi alcune associazioni soprattutto per tradurre a queste persone il loro malessere, quante donne erano rinchiuse, tante donne che non sapevano muoversi nel tessuto diciamo, sociale italiano, molte donne vittime di violenze più atroce, cioè alla fine mi sono trovata addirittura a difendere delle donne che vengono del Nord Africa quasi ecco, pronte per l'infibulazione quando l'infibulazione non esisteva nella nostra cultura, assolutamente, che purtroppo qualche imam l'ha inserita così, che veniva dal Sudan e l'ha inserita e mi sono trovata, questo è il dramma che mi ha colpito all'inizio, questo là dove ho detto no, ora bisogna intervenire e ho cominciato a intervenire e lì ormai ero entrata in un vortice, direi assurdo, drammatico, delle donne che non avevano nulla, donne arrivati in Italia abbandonate loro stesse, nessuno se ne è occupato di loro, donne che anche giovani, finite anche nelle mani, diciamo, della tratta, soprattutto quelle africane, e da lì è iniziata la mia associazione Acme Donna Onlus, che è ancora attiva anche oggi in aiuto a quelle donne e anche alle seconde generazioni, soprattutto oggi, soprattutto alle seconde generazioni. Ecco, la trasmissione di oggi serve per capire, perché noi non abbiamo una percezione oppure rischiamo di fare di tutta l'erba un fascio. Le seconde generazioni, intanto dobbiamo capire un po' prima, tu spesso hai detto, che ci sono differenze, quindi ci sono, associazioni più integrate, associazioni integrate, ma bisogna partire da un primo punto. Allora, l'Islam non è un monolite, cioè l'Islam è plurale, cioè, ci sono gli sciiti, ci sono i sunniti, ci sono varie divisioni. Una semplificazione, dire che c'è un uomo islamico, che l'Islam è tutto in un modo, credo che sia sbagliato. Com'è? Assolutamente, da quello che si vede, è assolutamente sbagliato. Come la pensi? Com'è l'articolazione? Perché poi abbiamo Lucori che dice io rappresento il 70% delle moschee, ma nelle moschee ci va il 10% e quindi vuole prendere la bandiera con i fratelli musulmani e diventare l'interlocutore magari delle istituzioni. Com'è questa frammentazione? Come la vivi? Come ce la puoi spiegare? E com'è in Italia? Beh, in Italia è abbastanza particolare, diciamo, insomma, nei paesi arabi c'è un Islam e punto, c'è l'Islam, diciamo, organizzato, c'è un Islam che l'imam non può alzarsi la mattina e fa l'imam,
la moschea non è che chiunque si alza la mattina e apre una moschea. Il sermone erano tutti controllati giustamente dai veri imam che hanno studiato nelle scuole più importanti, perché se no l'imam non lo fai. In Italia mi sono trovata anche a combattere su questa, grazie di avermi fatto questa domanda molto molto importante. Mi sono trovata con una parte della comunità, diciamo, non sono 10, sono il 5% di quelli che veramente praticano, diciamo, e frequentano quelle moschee. Il problema è che sono aperti tantissime garage, negozi, dei vari, diciamo, dei spazi non autorizzati, e lì si faceva di tutto, si faceva dalle vendite delle cose, dal prosolutismo al radicalismo, al jihadismo, all'estremismo più radicale, che alla fine non è quello l'Islam, non aveva nulla a che vedere con l'Islam che si viveva in Marocco, in Tunisia, in Algeria o anche in Egitto, diciamo, e anche in Egitto. Purtroppo c'è un progetto, e questo l'avevo pure scritto, il libro sui fratelli musulmani, e il progetto nato negli anni 80, e Bessone ha scritto anche lui un bellissimo libro, io ho preso spunto proprio da lui, e il progetto hanno trovato in una banca svizzera tutti dei scritti, dei report, diciamo, dei documenti importanti dove c'erano 12 punti. Quelli 12 punti era riferito a tutte le comunità musulmane che vivevano all'estero, in Europa, negli Stati Uniti, dappertutto, e avevano questo progetto ben definito, quello di intanto occupare il territorio, islamizzare tutta la popolazione e reislamizzare i musulmani. I musulmani sono musulmani, ma il loro progetto è reislamizzarli al radicalismo. E l'altro progetto era di aprire tanti centri, occupare lo spazio, occupare il territorio in tutte le maniere. Un altro progetto è l'obbligo alle donne di portare il velo quando, se uno fa un viaggetto in Marocco, anche oggi in altri paesi, anche del Nord Africa, non li vediamo così tanti, anche se è un paese arabo, e non c'era tutto questo obbligo. E c'erano questi, e c'era anche di portare avanti la parte sciaritica, quanto al tribunale sciaritico, e questo già lo troviamo, lo vediamo, lo combattiamo tutti i giorni, perché è una sharia molto radicale, non ha nulla a che vedere con quella di base. E quei 12 punti l'hanno portati avanti, e il progetto dei Fratelli Musulmani ha un progetto a lungo termine, non tra 10 anni, 15 o 50, anche 200 anni il loro progetto. Si basa anche su 200 anni, è quello di ritornare. Ecco, loro lo chiamano proprio alcuni esperti dei Fratelli Musulmani, lo chiamano proprio il ritorno dove in Spagna, in Francia, in Italia, quel ritorno ha una sua, diciamo, regole legislative, regole sociali, regole economiche, regole di comportamento, è stato Stato islamico nello Stato. E non lo hanno fatto nel mondo arabo, l'hanno fatto e hanno preferito farlo qua perché qui c'è democrazia. Nessuno conosce il loro progetto, nessuno poteva, anche grazie a quella libertà religiosa che a me sta a cuore, ci mancherebbe altro,
E c'era anche l'apostasia, cioè c'era chi era apostata rischiava ecco, la morte anche dentro il territorio italiano, come è successo per Rashida che si era convertita poverina al cristianesimo, è stata uccisa e abbandonata da tutti, ma abbandonata anche dalla Chiesa purtroppo, perché Rashida è rimasta 50 giorni abbandonata a un l'obitorio e quel corpo non lo voleva nessuno, perché dava fastidio a tutti, dava fastidio, tanto chi l'ha uccisa dava fastidio alle altre parti perché avevano paura di trattare questo tema che è l'apostasia. E Rashida ha pagato con la pelle, come ce ne sono tantissimi altri che la vivono in modo clandestino, perché l'apostata anche nel nostro paese, non nel mondo arabo, chi apostata muore. Questa è la libertà religiosa, noi gli permettiamo di professare la religione e ci mancherebbe altro, però il momento che uno di loro prova a guardarsi intorno viene ucciso e ucciso qui da noi. Perciò il progetto dei Fratelli Musulmani, nato negli anni 90, ma nato in tutta Europa nello stesso momento. Non è vero che, come dice qualcuno, che le banlieue, la crisi identitaria, la terza generazione è fallita, diciamo, l'integrazione. Non è fallita l'integrazione. Si stavano tutti integrando tranquillamente, come ho fatto anch'io, come non fanno migliaia e migliaia di persone. Il problema è che è arrivato quel progetto proprio bello, preciso, come fosse un partito politico, è un partito politico. Molte volte noi trattiamo i fratelli musulmani come se fossero religiosi e basta, no? Loro sono religiosi, ma Fratellanza Musulmana è un movimento politico. E questo che non è entrato in mente a qualcuno, ancora non riescono a capirlo. E ti dicevo, è entrato in tutta Europa nello stesso momento, negli stessi tempi, proprio hanno cominciato a radicalizzare l'Italia un po' in ritardo perché l'Italia agli anni 90 è arrivata la prima generazione quasi. In altri paesi come il Belgio, come diciamo anche la Francia, anche l'Olanda, anche Danimarca, tutti questi paesi che veramente avevano la terza rigenerazione, è caduta, ecco, nel tranello dei fratelli musulmani nello stesso momento, quelli appena arrivati e quelli della terza generazione. E cosa hanno fatto? Hanno usato la radicalizzazione su queste persone. In 40 giorni si radicalizza una persona. Io ho lavorato 3 anni nel carcere e ho visto il radicalizzato proprio anche nel carcere, perché loro si sono inseriti, sono fatti anche arrestare per fare più proselitismo nel carcere. Anche questo faceva parte di un progetto. Nelle scuole, si sono inseriti nelle scuole, si sono inseriti dappertutto nel lavoro, sono inseriti nella politica, non dimentichiamo tanti colleghi anche convertiti all'Islam che bloccavano ogni proposta che facevo alla Camera dei Deputati, ma questa è politica, lasciamo un pochino stare, ma tanti anche convertiti italiani, ma molti di loro l'hanno fatto più per il soldo che per una convinzione vera e religiosa. Perciò il progetto, se noi non andiamo a leggere il progetto dei fratelli musulmani, non possiamo, ecco, delle volte molte persone non capiscono il motivo di questa radicalizzazione improvvisa di tutte queste persone che all'improvviso, e ti assicuro, io li ho visti, ho cercato di parlare, quando si radicalizzano non si torna più indietro, è impossibile, li devi mettere lì addormentati perché non si torna indietro. È l'unico progetto del radicalizzato jihadista, perché nel progetto dei fratelli musulmani c'è anche il progetto proprio
jihadista è quella di fare la jihad, è quella di cercare di sensibilizzare il kuffar, che sarete voi, il kuffar sarete voi, gli infedeli, di sensibilizzarli con le buone là dove non si arriva, con in modo anche duro, in modo violento. E questo pure fa parte del progetto dei Fratelli Musulmani. Perciò noi non abbiamo a che fare con i paesi del mondo arabo, non abbiamo a che fare con l'immigrazione che è arrivata per disperazione, per cercare lavoro, per lavorare, per integrarsi sicuramente, per trovare una nuova vita. Purtroppo questi, invece di trovare una organizzazione che li accoglie bene, li accoglie nel senso di ecco quali sono le regole. Sono 12, 20, facciamo come loro, 20, 12, 20 regole che vanno rispettate in questi paesi. Questo paese, là dove qualcuno non ha la volontà di farlo, l'unica soluzione era, e anche oggi dovrebbe esserci, è quello di rimandarli via, perché non si può cambiare, non si può tornare indietro. E purtroppo hanno trovato un terreno già pronto, delle moschee già costruite, moschee fai da te, non moschee regolari, imam che non sanno nemmeno che vuol dire una sura del Corano. Sai quante battaglie hanno fatto e quante sono entrate nelle moschee? Ho cercato di vedere quali sono le problematiche e tutto. L'imam non sapeva nemmeno una sura e la sua interpretazione. Hanno fatto un miscuglio di cose, soprattutto negative, radicali, salafite, e hanno messo in terreno questa roba qui. Non parlo della maggioranza, perché la maggioranza li ripudia, la maggioranza non li può vedere, la maggioranza non li... però se contiamo che sono 1,2 milioni, diciamo, di musulmani in Italia, il 5% segue questa linea qua e noi gli abbiamo permesso. Sì, io ti ringrazio perché sono informazioni che non si hanno, perché qui si fa delle interpretazioni superficiali, soprattutto i nostri mezzi, e poi per paura di scontrarsi, ma si sbaglia a non vedere i pericoli e non capire che il problema non è di tutti e generalizzato, però che, come dicevi tu, anche Hamas nel 30 aprile 2003 arruola 2 inglesi di provenienza, di origine pakistana, ma con le brigate Zedin al-Qassam, che vanno a farsi scoppiare in Israele, provocando dei morti. Lo stesso Mohammed Atta, che come dicevi tu, si è reislamizzato, prima di andare a farsi scoppiare sulle Torri Gemelle aveva preso il master ad Amburgo, cioè la cellula ad Amburgo, quindi c'è nell'Occidente in qualche modo un fermento politico, quindi dei Fratelli Musulmani, che hanno, ricordo agli ascoltatori, nel simbolo il Corano e la spada, quindi non è che mettono il Corano così, è semplice, e quindi c'è un collateralismo alla fine dell'Occidente che così, per esempio, è convinto che si risolverebbe tutto, magari solamente con l'anti-americanismo, con l'anti-ebraismo. E in qualche modo si tollera, si pensa che questi fatti siano dei fatti di resistenza. Invece, come dicevi tu, sono dei fatti politici, in qualche modo, che tendono a mettere anche in Occidente, usare l'Occidente come le basi. Ormai i convertiti occidentali hanno spazio in Al-Qaeda, hanno spazio anche a livelli alti, quindi forse bisognerebbe incominciare a pensarci realmente. Cosa dici? Sì, bisogna cominciare, non è mai tardi. Io ormai seguo questa filosofia. Io e noi, insomma, quelli che lavorano
su questo tema cercano di rallentare il loro processo. Combatterli è un po' difficile, perché non puoi combattere con dei finanziamenti che ti arrivano di 80 milioni, di 70 milioni, di 1 miliardo in tutta Europa. Sono miliardi di euro e fanno parte del progetto dei fratelli musulmani, e quelli finanziamenti fatti anche dal Qatar, fatti dalla Turchia, all'epoca anche da altri paesi, e che hanno finanziato questi gruppi. C'erano i soldi, con la fede hanno fatto tutto. E l'Inghilterra, se andiamo a vedere, ci sono già dei quartieri sciaritici. Un inglese normale non può entrare in quel quartiere se non è musulmano. Se andiamo in Francia, a Roubaix, a 70 chilometri di Parigi, c'è una cittadina che ormai si entra quasi, non col passaporto, ma quasi, vivono solo loro. È uno stato islamico, dove c'è l'obbligo del niqab, del burqa, e poi magari parleremo anche del niqab, il burqa da dove arriva anche, e hanno andiamo in Norvegia, la Svezia li sta pagando per andarsene via. Vi pago, andatevene via, lasciate il paese. E gli danno anche tanti soldi, basta che l'abbandonano il paese, perché hanno provato tutte le maniere per diciamo integrarli e non c'è stato verso, e questo lo sappiamo. E quel Stato nello Stato, e lo Stato islamico nello Stato, sta avanzando. Io lo vedo anche nelle varie periferie, anche romane, senza andare tanto in Inghilterra o altre parti, stanno iniziando comunque con i loro negozi, con la loro... uno dice, ma non c'è niente di male, no? E purtroppo tanti negozi che hanno aperto ormai hanno un pochino abbandonato le moschee perché sono sotto controllo. Adesso si incontrano in vari negozi della frutta, delle cose esotiche, quando nessuno entra e compra una cosa. Però l'affitto costa 20.000 euro, costa 5.000 euro. Da dove arrivano questi soldi? Qualcuno si è domandato? Forse. Altro tema sono i bambini. Ragazze prima andavano a scuola fino a, diciamo, andavano Abbiamo un minuto, un paio di minuti. Ah, ok. La scuola, anche le bambine non le mandavano più a scuola. C'è anche questo il problema: il 30% delle bambine prima del Covid ha abbandonato la scuola. Questo è un errore madornale, perché noi abbiamo investito su quelle ragazzine con una scuola gratuita e tutto, e poi quelle ragazzine non sappiamo che fine hanno fatto. E poi ti dicevo sul burqa, non so se ti ricordi, io presentai una proposta di legge contro il burqa e il niqab, non perché ero contro la donna che portava, perché so dietro a quel velo, io li conosco le donne, vengono nel nostro ufficio, la prima cosa che fanno se lo tolgono e vanno normalmente. Fece quella interrogazione con Maglio Contento, ha fatto tutte le commissioni, è passata, è arrivata alla Camera. Il giorno dopo dovevamo votare, è arrivata la lettera di Ciampi che l'ha bloccata. Bloccata perché a Ciampi le era arrivata una lettera di alcuni musulmani anche convertiti, che quella legge non dava la libertà alle donne, eccetera. C'è tutto un testo che trovate su internet. Il problema di tutti quei firmatari, la metà di loro, dopo neanche un anno e mezzo, sono andati a combattere in Siria come foreign fighter. Ecco. Va bene. Però il dialogo è importante, dobbiamo continuare, perché io ce ne sono migliaia come noi. Denunciamo i fatti, vogliamo una comunità non radicalizzata, ognuno prega quello che vuole, e la libertà religiosa. Dobbiamo combattere per questo, la libertà. È il problema che questi sono talmente finanziati, inseriti nel nostro ordinamento dappertutto, giornalisti, politici, noi ce ne abbiamo tutti contro alla fine. Sono quelli che
per laissez-faire o per un certo buonismo o per i soldi, come si è visto in Europa quanto il Qatar pagava gli eurodeputati, Certo. e questo già ci dovrebbe far capire. Suad, guarda, mi hai fatto venire la pelle d'oca, è stata una bellissima conversazione. Spero che abbia una diffusione perché è servito molto capire. Io ti ringrazio, Sono io che ringrazio vi questa ringrazio dell'invito e viva la libertà, cioè Radio brava, Libertà, viva la libertà, e solo con quella possiamo vincere tutto il male. grazie, un Grazie saluto a a voi, tutti, alla prossima trasmissione, buona giornata e buona domenica. grazie. Avete ascoltato Umanitaria